parliamo di prevenzione e gestione del rischio incendi e quindi delle tematiche estremamente delicate e importanti per la gestione dell'azienda e per i lavoratori. Finalmente si va a innovare un vecchio decreto del 98 con il nuovo DM, anzi 3 nuovi decreti ministeriali del 2021. C'è una ripresa delle attività lavorative e quindi i ritmi di lavoro aumentano e quindi aumenta anche il rischio. Se guardiamo le fasce di età, dovremmo anche comportarci di conseguenza. Se abbiamo tanti giovani in azienda, dobbiamo stare attenti che l'indice infortunistico, cioè il rischio che corrono, è più elevato rispetto a lavoratori che hanno da 35 a 44 anni. Il decreto del 10 marzo 98 ha 2 punti fondamentali ed è da questi 2 punti fondamentali che nascono i decreti 2 e 3 settembre 2021. L'articolo 2 prevede la valutazione del rischio. L'articolo 7 invece andava a normare la formazione antincendio. Il decreto 2 settembre tratta la formazione e il 3 settembre invece parla di progettazioni, quindi penso, realizzo, quindi faccio, esercizio, quindi mantengo, esercito in modo corretto, l'attività. Il legislatore ci ha dato del tempo per adeguarci, no? I decreti entreranno in vigore tra un anno. Per quanto riguarda la formazione, il riferimento sarà questo decreto del 2 settembre 2021. Finalmente, ecco qui una novità, stabilisce un aggiornamento con cadenza quinquennale dei corsi di formazione. È concesso l'utilizzo della FAD sincrona videoconferenza per svolgere le parti teoriche dei corsi di formazione. Ovviamente la parte pratica non può essere svolta con nessuna modalità a distanza. Vega Formazione, che è il primo, credo che io sappia, che ha organizzato un momento di approfondimento su questa batteria di decreti che sono usciti a settembre, 1, 2, 3. Io direi l'aspetto forse più importante che c'è da migliorare in tutti i luoghi di lavoro, cioè la cultura della sicurezza e anche della sicurezza antincendio. È ovvio, ma non è per niente banale, che la cosa fondamentale rispetto al passato che cos'è sulla formazione? È la qualificazione dei docenti. La sicurezza non è soltanto adempimenti, cioè del rispetto del decreto, sto a posto con le carte, no, la sicurezza e buone pratiche è fare le cose.